Palloncini bianchi lasciati volare verso il cielo. Con questo gesto estremamente commovente, la cittadinanza di Casteltermini ha voluto dare l'ultimo saluto alla giovane Manuela Piabuono, morta la notte tra sabato e domenica scorsi a seguito di un incidente stradale. Un paese che ieri si è fermato, seguendo in un assordante silenzio la toccante cerimonia alla quale ha partecipato tanta gente stretta attorno alla famiglia in questo momento di estremo dolore. Una ragazza dolce e affabile frequentava il catechismo perché quest'anno avrebbe dovuto ricevere il sacramento della cresima. Il parroco, Don Giuseppe Alotto, nel corso della sua omelia ha riportato una frase pronunciata durante l'ultimo incontro avuto con la giovane, dove la stessa avrebbe fatto una specifica preghiera. Signore, ti ringrazio per il dono della vita. E noi, ha dichiarato il parroco, dobbiamo ricordare che la sua vita non è finita, ma da adesso in poi sarà accanto a Gesù, che lei tanto amava e testimoniava con grande fede. Per ultimo, Don Giuseppe ha rivolto un chiaro monito ai giovani presenti, dicendo: non sprecate la vostra vita, ma fatene un capolavoro, prendendo spunto dalla celebre frase del santo Carolo Wojtyla, proprio come Manuela nella sua breve vita terrena ha fatto. Al termine della cerimonia il sindaco Nuccio Sapia, che proprio ieri ha indetto il lutto cittadino, ha voluto esprimere parole di conforto ed incoraggiamento alla famiglia della giovane diciassettenne per la drammatica perdita. E intanto la provincia di Agrigento torna ad essere in apprensione per un ragazzo di 20 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale questa notte nei pressi della galleria Santa Lucia sulla strada che collega Agrigento e Raffadali. Il ventenne, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è caduto rovinosamente nei pressi del guardrail che delimita la carreggiata. Sul posto gli operatori del 118 che hanno portato il giovane in ospedale, dove i medici del San Giovanni di Dio, dopo le prime cure, viste le gravi condizioni del ragazzo, hanno disposto l'immediato trasferimento a Palermo. Adesso il giovane si trova in prognosi riservata.